l'elettrico è decisamente la tecnologia del futuro, è una tecnologia che si affermerà certamente in futuro, con più lentezza rispetto a quello che i tempi dei regolamenti europei ci imporrebbero, quindi ci vorrà un pochino più di tempo per arrivarci, ma sicuramente ci arriveremo. Il ruolo delle concessionarie, che noi abbiamo ritenuto anche di cambiare come nome, perché sono degli investitori, investono insieme all'azienda, non sono più semplicemente dei distributori. Nella nostra visione gli investitori continuano ad essere il trade union fondamentale tra il prodotto, la casa ed i clienti, perché nessuno meglio di loro è in grado di interpretare e rispondere alle esigenze dei clienti. Una tecnologia ancora non completamente matura, ci vorrà ancora molto tempo, molti investimenti, e in questo momento le risorse sono molto concentrate sulla transizione tecnologica verso l'elettrico e sulla digitalizzazione. L'utilizzo dell'auto prevale sempre più progressivamente sulla proprietà dell'auto. E siccome noi non possiamo cambiare le abitudini dei clienti, dobbiamo seguire le esigenze dei clienti, è nostro compito offrire una gamma di servizi e di prodotti che risponda a chi vuole l'auto di proprietà, chi vuole noleggiarla, chi vuole l'auto in sharing magari per 6 ore o 12 ore, chi ha bisogno di una piccola microvettura elettrica per la città a 2 posti molto snella, e quindi rispondere noi a queste esigenze. La 5, lo dicevo prima, è un atto d'amore di Renault per la bellezza, perché è un modello iconico, storico, ha fatto la storia del brand, è pop, divertente, anticonformista, è comunque una vettura che tra l'altro è anche elettrica, ma non si compra certo perché è elettrica, è perché identifica chi la guida. Io dico che la Renault 5 in qualche modo è una vettura che si indossa per quanta personalità ha.